Avete finito di festeggiare? Bene, buon anno e ben ritrovati su Diffusion, il salotto di DTV che è la TV del digitale terrestre più giovane, fresca e innovativa che c'è. Come ogni martedì noi parliamo di diritti, di tutela dei vostri diritti, lo facciamo con i nostri esperti intervistati da Paola Assini. Il tema di questa puntata sono i vostri diritti quando avete una vacanza purtroppo rovinata. Io spero che non sia successo a nessuno di voi, ma è tanto meglio premurarsi. Guardate. Salve a tutti e benvenuti alla prima puntata del nuovo anno di Dilex. Come vedete siamo ancora con noi e ne approfittiamo per farvi tantissimi auguri di cuore, che sia un anno meraviglioso, assolutamente. A questo proposito ovviamente faranno i loro omaggi i nostri carissimi avvocati. Siamo sempre in compagnia dell'avvocato Marco Minoccari, operante in Imola, e il nostro avvocato Pierfrancesco Foschi, operante in Forlì. E oggi parliamo di un argomento che speriamo insomma non vi abbia colti proprio in queste vacanze appena passate, perché parliamo dei danni in relazione appunto alle vacanze non andate come ci saremmo aspettati, quindi vacanze rovinate, esatto. Quindi vediamo un po', entriamo nel vivo, perché secondo me qualcuno venendo dalle vacanze natalizie può aver subito qualche fastidio. O può subire qualche fastidio. O può subire per chi vuole partire per la Befana, per Pasqua, insomma noi ci attrezziamo e diamo i nostri consigli. Quindi, buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Spero che sia un anno splendido, migliore sicuramente di quello migliore passato. del 2012, ecco, ce lo aspettiamo. Già è un miracolo che siamo qua nonostante i Maia, quindi già siamo contenti di esserci. Infatti. Allora, anche se la ripresa viene preventivata per il 2014, però speriamo. Abbiamo un anno per capire che cosa succederà, assolutamente. Allora, con l'augurio davvero che non vi dobbiate occupare del caso di cui trattiamo, ma qualche volta succede. Ahimè. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dei danni da prodotto, della tutela del consumatore. Sì. Beh, c'è una sottotutela, cioè che faceva poi parte in origine del codice al consumo, è la tutela non solo come consumatori, ma come turisti. Da quando ormai la vacanza è diventata un prodotto di largo consumo, anche seppur in tempi di crisi o altro, abbiamo diritto a vederci tutelati nella fruizione di questo bene. E qui, adesso prima vi dico qual è la legislazione in materia, poi i grandi principi a cui si ispira. In sostanza, già col codice al consumo del 2005, che derivava da una direttiva CE, ma ora con un altro decreto legislativo recentissimo, cioè di un anno fa circa, quindi il 79 del 2011, per chi si appassiona di numeri, ha introdotto la esplicita tutela del consumatore turista, dando una compiuta disciplina di tutti i tipi di erogazioni turistiche, quindi l'albergatore, ma non ci occuperemo di quello oggi, il tour operator e soprattutto il pacchetto vacanze, cioè viene individuato il prodotto pacchetto vacanza. Importantissimo. E in questo quadro, per arrivare subito al dunque, all'articolo 47 di questa legge si parla per la prima volta, in una legge, la giurisprudenza, i giudici già da più di 10 anni se ne occupavano, si parla di danno da vacanza rovinata. Dicevamo nella scorsa puntata, quando il prodotto non risponde, non è conforme a quello che mi ha promesso il venditore. Qui quando la vacanza non è conforme a quello che mi ha promesso il tour operator, l'agenzia sotto casa o altro. Certo, anche perché ricordiamo appunto momenti di crisi come questo, organizzare una vacanza vuol dire aver risparmiato, vuol dire che in tempi anche di lavori così duri, vuol dire che in quel momento tu stai davvero dando non soltanto un investimento economico, ma un'importanza psicologica per riposarti. Quindi a volte ci sono proprio dei danni anche a livello di stress. Allora, Paola, hai colto perfettamente il punto essenziale della questione, l'elemento psicologico. Assolutamente. Cioè perché non si tratta di farsi rimborsare il biglietto. È ovvio che se prendo un treno, un aereo e non mi porta in un tal posto o l'albergo è chiuso, istintivamente non c'è bisogno dell'avvocato per dire mi faccio ridare indietro i soldi, fin qui ci arrivavamo. Oltre al danno subito. Oltre al danno, ma proprio questo danno, il danno da vacanza rovinata, già esisteva, cioè il legislatore l'ha introdotto nel 2011, ma almeno in Italia sono 10 anni, la prima una sentenza del giudice di pace del 2000 di Bologna, comincia a occuparsi di quello che dicevi, l'elemento psicologico della vacanza. Esatto. In una grande idea dove
per quanto brutto sia l'organizzazione delle nostre vite, della nostra società, è tempo del lavoro, tempo della vacanza, i due tempi non si mescolano, noi rimandiamo e posticipiamo a un momento determinato, pagato e fruito come consumatore, il momento del relax, della ricostituzione, della ricreazione. Forse la realtà non è che risponda, perché pretendere che in 7 giorni o 15 giorni per i più fortunati nel paradiso tropicale o in montagna io mi rifaccia di tutti i problemi di un anno di vita non è certo la soluzione, però in questa compartimentazione del nostro tempo questa è l'idea di base. Certo, ma pensiamo anche all'ultimo mese di lavoro d'estate, quando hai veramente un anno sulle spalle e ce la fai ad arrivare proprio fino alla fine per l'idea, grazie all'idea che dopo poco sarai finalmente a rilassarti, quindi immaginiamoci anche lo smacco che può subirne una persona. Infatti la giurisprudenza prima del legislatore, perché è sempre così, prima i giudici interpretando leggi già esistenti, in questo caso applicando addirittura la Costituzione, quindi il diritto alla salute, l'articolo 32, alla salute non solo fisica ma psicofisica, cominciarono a tutelare quello che veniva definito danno esistenziale, cioè il danno non al mio patrimonio. Io se vado in vacanza e non trovo l'albergo o non riesco a fare il bagno perché la spiaggia è inquinata o 1000 altri casi che vedremo, non ho un danno patrimoniale immediato al di là del biglietto, ma io avevo solo quei 7 giorni, non è che torno fra 15 giorni nel tal posto. Per quell'anno, o verremo poi a un caso eclatante, non parliamo se è viaggio di nozze ad esempio, io quella vacanza non la potrò più fare, in quella destinazione non ci andrò più, non mi rilasserò, e questo chi me lo rimborsa? Questo danno. Prima i primi giudici cominciarono a parlare di punto di danno esistenziale, con liquidazioni anche modeste, tutto sommato, era ancora in lire, qualche centinaia di, la prima sentenza liquidava 800.000 lire, oltre al biglietto. Come dire, tu per una settimana non ti sei goduto la spiaggia tanto agognata e ti rimborsiamo con questo. Anche perché era incerto anche la prospettazione giuridica proprio, per cui insomma i risarcimenti non erano magari così anche... Perché era un danno non patrimoniale. Cioè, quello che diciamo sempre, ci è già capitato, il problema del diritto civile è che deve cercare di inquadrare in un qualche cosa di monetizzabile. Cioè non avendo un'altra misura, se sono contratti sarà il prezzo del contratto, se sono vendite. Se un viaggio sarà il prezzo del biglietto più un surplus. Sì, perché tu in realtà hai speso determinata quantità di denaro per quella vacanza. Se quella vacanza però appunto diciamo non è conforme a quello che era la tua legittima aspettativa da parte comunque dei depliant, da parte di quello che ti è stato pubblicizzato da parte del tour operator o anche comunque dell'agente di viaggio e quant'altro, è ovvio che comunque tu ti trovi in una situazione in cui non solo hai speso i soldi, ma hai subito anche comunque un patimento d'animo che chi te lo risarcisce? Cioè, è quello soprattutto. Nel momento in cui tu ti aspetti di avere qualcosa, ho capito, finché si tratta di un oggetto, dici vabbè, ok, non ci gioco magari per una settimana, il tempo che me lo riparino, ma nel momento in cui tu investi per la tua ricostituzione anche solo psicologica, un 7 giorni, un 4 giorni, un 5 giorni, un 15 giorni, è evidente che l'aspetto patrimoniale, sì, c'è, ci mancherebbe altro, ma c'è anche un aspetto comunque alla fine di tipo psicologico che non può essere tralasciato. Ma assolutamente, forse a volte è più importante ancora, infatti, perché poi pensiamo a tutte le malattie da stress che abbiamo adesso. Ma il distinguo, uno può anche averne delle conseguenze più gravi. Il distinguo nacque proprio, c'era una causa davanti alla Corte d'Appello di Milano, e questa è l'evoluzione prima di arrivare alla legge, dove una persona che aveva avuto problemi psichici, adesso non so di che tipo, gli era stato consigliato di prendersi un periodo di vacanza. Certo, ma quindi, è una delle cose che più vengono proposte. Questa sfortunatissima persona si è trovata una vacanza fantosiana con problemi di ogni genere, e la sua patologia, che prima era stata addirittura, cioè, ci ridiamo, ma era stata conclamata prima, è stato poi verificato che c'era un aggravarsi di questa patologia. Tu. E quindi, però ne sorridiamo, ma in realtà pensiamo al dramma della cosa. Però è stato utile per comprendere che c'era una finalità ricreativa, ricostitutiva, venuta meno, anzi peggiorata. Dopo questa evoluzione, adesso non vi dico tutte le singole sentenze, ma per 10 anni è stato un fiorire di pronunce che via via liquidavano questo danno, superando il problema: è patrimoniale, non è patrimoniale, noi lo liquidiamo. Questo era, finalmente è arrivata la legislazione del 2011 che dice, a questo articolo 47, non importa se è patrimoniale o non è patrimoniale, è contrattuale, cioè è legato. Allora in questo caso, attenzione, se uno mi rovina una vacanza che mi sono organizzato da solo sarà un mio problema con l'albergatore, col trasportatore.
Se invece ho acquistato un pacchetto turistico, ecco, questa legislazione è riferita all'acquisto del tour operator che mi dà il tutto compreso. Certo, i classici pacchetti che uno acquista per velocità. Infatti, di fronte a questo, se non è conforme e non mi dà quella soddisfazione, non posso fruire della vacanza, allora ho il diritto al danno da questa vacanza rovinata. Questa, detta così, non è nulla, ma supera tutti questi problemi di elaborazione giurisprudenziale, di interpretazione da parte del giudice, che non deve cercare se ho avuto un danno psicologico, farmi una perizia psichica. È scritto lì, ve lo leggo perché è molto semplice. Nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza. Ovvio, se non funzionano le lampadine o non funziona una doccia in un bagno, non sarà quello il problema a cui attaccarsi per non pagare la vacanza, cosa che succede talora, problema degli albergatori. Ecco, in questi casi, quando non è di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente alla risoluzione del contratto, quello che abbiamo detto in altre occasioni, mi ridai i danari, il prezzo del biglietto, anche un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso, e questo è meraviglioso, non l'avevo mai trovato in una legge, e dall'irripetibilità dell'occasione perduta. E adesso irripetibilità dell'occasione perduta, perché la gente aspetta un anno, ragazzi. Ma perché, attenzione, non è solo aspetto un anno. No, aspetta una vita. No, una vita, il viaggio di nozze, certo, ma stiamo scherzando. Sul viaggio di nozze, quasi a coronamento di questa legge entrata nel 2011, arriva recentemente una sentenza, recentissima, di maggio di quest'anno della Cassazione civile, dove tratta proprio la questione del viaggio di nozze, però applicabile a tutti gli altri. C'è già la legge che dice che è risarcibile, ma supera un problema che è la prova del danno, perché fino adesso il problema era porto una perizia per dimostrare che sono peggiorato, è impalpabile, perché se io sto psicologicamente, sono equilibrato, come si dice, e non mi cambia, mi peggiora quella settimana, quale sarà mai il danno verificabile? Ma se io invece do per scontato, è questo che fa la Cassazione, dice tutto quel discorso che facciamo prima, premesso che si aspetta un anno per andare in vacanza o una vita per sposarsi, e farsi il viaggio di nozze, è automatico. Quindi c'è una sorta di presunzione da parte della Cassazione che dice non devo andare a cercare delle prove, non c'è bisogno che i due sposini o la famigliola che voleva andare in vacanza a Natale mi dimostri che il figlio ha pianto, certo. O non ho più le forze. Possiamo anche leggerla per 2 secondi però questa sentenza, perché è molto carina come l'altra. Sì, dice il danno è una sentenza della Cassazione maggio 2012, quindi recentissima. Quindi molto recente. Dice il danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell'articolo 2059, Codice Civile, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Però il punto è bello è questo. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede, superino la soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito. Assolutamente, torniamo un po' al discorso che facevi tu, infatti del grado, ovvio se è un piccolo inadempimento, quello che dicevo prima, perché ci sono casi eclatanti di persone che approfittano. Anche perché se dessero retta a tutti questi piccoli adempimenti, la gente pur di non pagarsi la vacanza si metterebbe a rompere le lampadine all'interno dell'albergo. Ma già succede, ma anche senza romperle. Questo è l'abuso del diritto. Quindi è giustissimo che ci siano comunque quello che dei dicevo vincoli precisi. Sulla prova è proprio, sempre un altro passaggio di questa sentenza, dice purché siano desumibili le finalità turistiche. Se io devo arrivare in un posto e dimostro come professionista che non sono arrivato e quindi ho perso l'appuntamento o non ho concluso l'affare, è complesso da dimostrare. Ma siccome io mi trovo a Disneyland o in Arizona per vedere che cosa ci sto a fare se non per finalità turistiche, per vedere i panorami o godermi quel luogo? Quindi se non ci sono arrivato è automatico, intuitivo questo tipo di danno. Questa è la grande novità portata dalla sentenza della Cassazione. E dalla legge, comunque dal decreto legislativo del 2011 che ha riconosciuto questo. La tutela, ecco, poi lo diciamo, è anche in questo caso ho un tempo per denunciare questo. Prima di tutto ho un reclamo che mi consente anche eventualmente col tour operator di avere delle soluzioni di risarcimento, di rimborso o intermedie, magari mi danno un'altra vacanza, dopo vi dirò come.
oltre a questo però ho sempre quei 2 mesi di tempo per, scusate, 2 mesi di tempo più 2 anni, perché poi è un prodotto. È un prodotto, quindi è lo stesso discorso che facevamo prima, nella puntata precedente per quanto riguarda i prodotti. Io non ho goduto di quella vacanza e chiedo il risarcimento. Quindi 2 anni e 2 mesi. Allora, a questo proposito leggiamo il nostro solito quesito. Allora, la nostra telespettatrice scrive: mi è stato annullato il volo per sciopero appena arrivata in aeroporto e la compagnia interpellata in aeroporto non è riuscita ad individuare altri voli per la destinazione fino al giorno successivo. In seguito mi hanno proposto poi di rimborsarmi con un biglietto aperto di uguale importo. È giusto? O invece ho diritto ad un risarcimento economico? È successo anche a me, quindi è abbastanza diffusa. Quindi qua in realtà la situazione sarebbe non parte il volo, loro ti propongono un biglietto, quindi non un rimborso economico ma un biglietto sostitutivo. Allora, ecco, innanzitutto diciamo questa è una cosa diversa da quella di cui stavamo parlando, perché l'altra è il pacchetto vacanze, quindi mi sono affidato a un tour operator e quindi risponde lui sia di portarmi nel luogo col vettore, quindi con il trasporto aereo, sia di assicurarmi che l'albergo, la struttura ricettiva sia conforme. Qui invece probabilmente, mi sembra di capire, questa ha acquistato un biglietto aereo, è arrivato in aeroporto e al check-in o altrove gli hanno detto no guardi... Sì, il volo annullato fino al giorno successivo. Allora, è ovvio che se è annullato non è che ci siano tante soluzioni, però sia per il codice della tutela del consumatore sia per quello del turista è previsto che mi rimborsino quel biglietto. Quella è una proposta, è un po' l'esempio che facevamo nelle altre puntate sui prodotti. Magari mi provi a dare qualcosa in sostituzione, ma se io non devo andare da nessuna parte quest'anno, se non ho tempo, voglia o modo di... Ma anche semplicemente se io obbligatoriamente devo essere in quel giorno, in quel posto, in quel giorno, mi propongono un biglietto il giorno dopo, non ha più senso che io vada. Quindi... No, è ovvio che ci sono situazioni insormontabili di cui non rispondono neppure loro. Non so se ricordate l'episodio del vulcano islandese, non ricordo il nome perché era difficilissimo. Ecco, in quel caso, per quanto si pestino i piedi nella sala d'aspetto dell'aeroporto, l'aereo non può partire. Ci sono alcune cause di esclusione della responsabilità, che sono appunto cause di forza maggiore o factum principis, cioè voglio dire eventi anche normativi o legislativi che ti impediscono di fare quello che avevi comunque previsto prima. Ma queste sono cause comunque di tipo anche di esclusione della responsabilità contrattuale ordinarie, comunque, cioè il caso di forza maggiore come... cioè, è capitato per una esempio, calamità naturale. Io ho avuto anche un sacco di amici, per esempio, comunque che sono andati appunto per calamità naturale a fare la maratona di New York e sono arrivati là e la maratona si è annullata. Ma tu eri arrivato là perché c'era comunque l'uragano che comunque stava arrivando. Queste sono cause di forza maggiore che impediscono comunque di poter adempiere anche se comunque il debitore avesse voluto adempiere. E quindi la responsabilità decade. Decade, certo, però in questo caso, ecco, per dare un consiglio alla nostra ascoltatrice. Sicuramente se non le serviva più a nulla il biglietto il giorno successivo o nelle 48 ore successive ha diritto a avere il rimborso di quel biglietto. Rimborso economico, quindi non sostituzione, non ma sostituzione. Il denaro. Poi bisogna fare attenzione, e vale anche per il discorso che dicevamo del caso di forza maggiore, bisogna leggerli questi contratti. Mi rendo conto che a volte siano scritti in piccolo, difficili, però... E poi delle volte comunque non puoi neanche modificarli. No, infatti. Però tutte queste, anche le modalità di rimborso, sono previste in questi contratti, non al punto di escludere un rimborso. Quindi probabilmente ci saranno delle franchigie, ci saranno dei calcoli chilometrici in base alla distanza o in base al tempo e all'acquisto del biglietto. Questo vale anche per il recesso, perché poi dalla nostra parte, se per qualche ragione non possiamo godere di questo volo, di questo pacchetto turistico, guardiamo, controlliamo cosa c'è nel contratto del tour operator possiamo dare il o della recesso, compagnia. Cosa perdiamo e quant'altro. Si perde sempre. No, però guardandoli ci sono delle possibilità di recuperare. No, ci sono delle possibilità. Due mesi, 3 mesi prima, io parlo del periodo. Ormai avventurarsi su internet per fare un biglietto è come andare al supermercato, perché
si propinano davanti 1000 pagine di rent a car, affitta la macchina, prenditi quello, prendi assicurazione di ogni genere, quindi bisogna stare attenti a leggere sempre tutto. Se ti riferisci a una nota compagnia... No, ma più di una, sai, non soltanto le compagnie low cost, ma adesso tutte quelle che, anche i voli di linea, che danno un servizio in internet. Però sono state sanzionate, c'è stata una sanzione della Comunità Europea che diceva anche l'acquisto del biglietto, le modalità di inserimento dei dati non devono andare oltre l'umana comprensione, l'umana possibilità, perché... No, però anche perdere tempo. Adesso io sono appunto, appena tornata dalle vacanze e sono partita con una compagnia di volo per tornare in Sardegna. Anche lì perdere tempo, 15 minuti per star lì a cliccare, a non prendere, a non fare, cioè, diventa veramente assurdo. Appunto sono state sanzionate perché finché sono 15 minuti, vabbè, ma anche 15 minuti non sono insomma, pochi. Esatto, dipende da dove sei. Comunque. Perché fanno lavorare noi al posto, cioè stiamo lavorando noi per una compagnia, questo è un rovesciamento del rapporto. Dei ruoli, assolutamente. Anche se è low cost. E anche se non lo è, perché ripeto, anche se non lo è, esatto, assolutamente. Benissimo. Chiedevo solo un parere all'avvocato Foschi, cosa ne pensi dell'ultima vacanza rovinata all'Isola del Giglio? Quella è una tragedia, perché adesso mi tocca nel vivo perché conosco indirettamente persone, colleghi che si sono occupati di queste cose. Perché è un caso appunto abbastanza di... adesso, al di là di chi è stato colpito direttamente dalla tragedia, chi ha avuto dei lutti, e proprio mi sentite, mi emoziona la cosa perché ho presente alcune persone anche romagnole. Tolto questo, chi se l'è cavata, non gli è successo nulla, non ha perso neppure, ne dico, il bagaglio o quant'altro, ci sono delle richieste, delle class action promosse contro la compagnia o contro i responsabili di quanto è successo, sarà la giustizia penale ad individuarli, per cui è legittimo che ci sia una richiesta, perché qui oltre alla vacanza rovinata c'è anche un elemento di... Cioè qui ci sono delle persone che per quanto siano sopravvissute sono state portate in faccia alla morte, insomma, quindi anche questo... Danni permanenti a livello psichico, qualcosa non è semplice, non è solo non ho goduto di una settimana di crociera. Io ho visto la morte in faccia, però ho visto persone morire a fianco a me, quindi da un teatro di gioia sono stato portato in un teatro di guerra, per responsabilità di qualcuno. Sì. Era solo però per dire che effettivamente possono capitare cose anche eclatanti, non solo comunque la spiaggia magari inquinata. Stupidaggini, fastidi più o meno gravi, ma addirittura delle tragedie di questo tipo, e quindi è giustissimo che la legge se ne prenda carico. Niente, noi diamo il buon anno, assolutamente. Adesso sono rimasta un attimo anch'io colpita dal fatto. Che sia un anno stupendo da parte mia e da parte dei nostri avvocati, che continueranno sempre a dare questi preziosi consigli. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao. Arrivederci, buon anno. E questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo che se volete un parere dei nostri avvocati potete mandare un'email a programmi@di-tv.net e vi do appuntamento a domani, perché domani torniamo a farci tutte belle. Andiamo al Palace Beauty and Spa di Imola e andiamo a capire qual è il modo migliore per rimettersi in forma. Di sicuro si parlerà di palestra e perché andare in palestra struccate. Noi in palestra ci andiamo sempre con un filo di trucco. Ciao!